mi aspetto sulle revoche davvero risultati eclatanti perché stiamo intensificando molto l'attività. Si prospettano tempi difficili per i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Ne è convinto il direttore dell'Inps Veneto alla luce dei risultati portati dalla notevole intensificazione dei controlli e dal perfezionamento del sistema di accesso alle banche dati di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte. L'ultima indagine della Guardia di Finanza di Treviso e degli uffici dell'Inps, che ha permesso di smascherare e denunciare 116 persone che percepivano il sussidio pur non avendone diritto, è l'ultima di una lunga serie che ha portato nei primi 8 mesi del 2021 a revocare in Veneto 2.315 prestazioni rispetto alle 1.019 del 2020 e alle 19 dell'anno precedente, ma il provvedimento era appena entrato in vigore. 7.538 i decaduti dal diritto, cioè coloro ai quali è stato tolto il sussidio non perché, ad esempio, abbiano occultato redditi o proprietà, ma perché sono venute meno le condizioni necessarie. Il dato significativo dunque di coloro che imbrogliano è quello dei revocati ed è un numero, secondo l'Inps, destinato a salire con il giro di vite sui controlli. Futuro probabilmente ci sarà, come dire, sempre di più una barriera all'ingresso in questo tipo di prestazione, perché verrai, come dire, fermato prima di poter percepire la prestazione. Ma soprattutto, diciamo così, un intensificarsi delle revoche durante, abbiamo detto, i 18 mesi di durata della prestazione, ma anche dopo, nel senso che nel momento in cui noi ci accorgessimo che appunto un soggetto ha percepito indebitamente la prestazione andremo a recuperarla anche se il periodo materiale di fruizione è terminato.